Operazione contro l''ndrangheta oggi a Reggio Calabria che ha portato al fermo di 10 persone per associazione a delinquere di tipo mafioso ed intestazione fittizia di beni. Le persone coinvolte nell'operazione sono accusate di far parte di 5 cosche, quelle dei Condello, dei Tegano, dei Libri, dei Garonfolo e degli Zito Bertuca. I gruppi criminali gestiscono le loro attività illecite nell'area nord della città e nei comuni di Campocalabro e Villa San Giovanni, sequestrati i beni per 9 milioni di euro. Oltre 100 lavoratori del call center Fonmedia hanno manifestato stamattina a Catanzaro. Gli impiegati si sono radunati in piazza Prefettura, bloccando anche per alcuni minuti la circolazione su Corso Mazzini. Alcuni lavoratori sono saliti sul tetto di un palazzo, issando alcuni striscioni. Una delegazione è stata ricevuta in prefettura, riferendo dei problemi occupazionali che riguardano circa 1500 persone in cassa integrazione. È stato presentato stamattina nei locali del Dipartimento ARPACAL di Crotone il convegno nazionale di radioprotezione, che quest'anno si terrà a Reggio Calabria dal 12 al 14 ottobre 2011 nelle sale del Consiglio regionale. La scelta di Crotone come sede di presentazione alla stampa del convegno non è casuale. Quella crotonese, infatti, ha detto la presidente Marisa Fagà, è una delle aree più sensibili in Calabria in materia di radiazioni nell'ambiente. Un kit didattico multimediale sarà distribuito nelle scuole calabresi per affermare tra i giovani la cultura della salvaguardia e tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, stimolando una maggiore interazione tra i giovani, gli spazi urbani, il territorio, il paesaggio e le istituzioni. Si muove su questo assunto il progetto possibile grazie all'accordo tra gli assessori regionali, urbanistica e cultura, l'ufficio scolastico regionale e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria. L'iniziativa è stata illustrata oggi a Catanzaro.